Eder. Mac. Pallister. Buongiorno a tutti. È una indiscrezione bomba quella che vi do. Secondo una fonte affidabile, si starebbe accendendo una pista di indagine, che se confermata spiegherebbe molte cose. Sarebbe incredibile cosa veramente successo alla povera Lily. In particolare, sembrerebbe essere confermato un sequestro di persona da parte di almeno 2 soggetti. 14 dicembre, tra le prime ore comprese alle 9 e sino alle 12 dentro il parco San Giovanni zona alta, e vicino alle luogo del suo ritrovo, ma procediamo per gradi. Vi ricordate? Vi dissi dell'orario. Compreso entro 4 ore dalla colazione di Lily. Vi dissi anche che c'era una vedetta, e che fosse seguita? Lo stesso Eder ne parlò tempo fa. Erano quindi a conoscenza che ogni martedì uscisse. Sapevano dove intercettarla. Sapevano tutto. Si indaga sulla pista economica e su un'ingente somma, di cui qualcuno è venuto a sapere e che pretendeva dalla donna. Ma attenzione a quello che emerge anche dalla perizia. Cattaneo dice che non si è mai spostato il cadavere dal boschetto, intende dire dalla stessa vegetazione, che lo distingue, e non dal posto di ritrovo del 5 gennaio. Ciò avvalora la scoperta, da me fatta sul posto fronte a 150 metri massimi. Lì la donna è stata affrontata ed aggredita con perdita occhiali, una prima volta, salvo poi scappare dentro il più soprabosco, dove di passaggio urterebbe con i contenitori di quell'arnia e prenderebbe la traccia di resina sul jeans. Lì i 2 uomini l'avrebbero finita utilizzando la tecnica della presa choke hold. Ma adesso il cerchio si stringe. I punti di lesione sono 4 al capo, poi torace e mano a difesa. Questo modus operandi non è di un uomo semplice, per capirci. Si tratta di una tecnica militare. Uno dei 2 killer ha quindi preparazione militare. L'altro sanitarie, perché tratterà il corpo ai fini dello staging, useranno dei guanti. Inoltre, signori, sono professionisti e si vocifera non di prossimità familiare. Ma mi spiego meglio. Tramite il familiare sono venuti a sapere delle somme di denaro di Lily. Da lì parte tutto. Lily stessa dirà di aver paura per la sua vita in relazione a somma di denaro importante che aveva e che non voleva condividere con il marito. La voce di ciò esce dalle mura familiari ed arriverebbe a chi si interessa. Sono professionisti addestrati militarmente e con conoscenza sanitarie sul trattamento di un corpo, ai fini di uno staging che infatti mettono in pratica. Vi ho già indicato il posto, le TV si stanno interessando. Adesso cerchiamo di capire perché mancano le chiavi originali e perché entrano in casa di Lily subito dopo, per poi comporre la scena dello staging spostando il corpo di Lily. Sono assolutamente convinto che fosse nel rudere accanto a quella arnia, ed ho un indizio forte a riguardo, anzi 2. Tenetevi forti sulla sedia, allacciate le cinture, perché il cerchio si stringe adesso, più che mai. Avanti tutta. I giornalisti, come altri protagonisti della vicenda, guarda caso, tra il 4 e 5 gennaio, si recano nell'arnia che vi ho indicato. Eder, puoi emettere me foto. E quindi al posto delle fragole. Ciò perché qualcuno dice di essere lì. Anche perché leggono la segnalazione della perdita di occhiali da vista. Eder rifalla vedere. Tutti sanno che Lily è lì in zona. E ciò arriva agli inquirenti, che infatti, dopo le 16 del 5 gennaio, trovano il cadavere più sotto, perché rimesso nella notte del 4. Covaleo, oltre 5 giorni prima, non aveva trovato nulla in zona, ma non si addentrò abbastanza. Ora seguitemi. Quando portarono Lily, lo fecero usando un grande telo lineare sul posto, a scivolare la misero su quel manto ritirandolo. E così facendo caddero i semini di api sui 2 sacchi grigi. Hanno avuto cura di metterla nella stessa posizione della morte nel luogo da cui proveniva. Sono professionisti, signori. Hanno conoscenze tantatologiche, conoscono le ipostasi, usano guanti e non lasciano DNA. Questo non è un lavoro da balordi di prossimità, mi seguite? Qui c'è la mano di operatori che conoscono tecniche militari ed hanno conoscenze sanitarie. Un team di almeno di 2 uomini. Il dopo prevede di svuotare la borsa. Qui sarà importante il terzo soggetto che entra in scena e con l'uso delle chiavi originali entra in casa. Sa muoversi e va a colpo sicuro. Prenderà i codici. Rimette documenti in borsa lì. Prenderà altro che serve. Forse lo spago perché i sacchetti Lily già li aveva con sé dopo aver gettato la spazzatura prima alle 9. Mi direte chi entra è qualcuno di prossimità. Sì,
mentre gli aggressori no, sono di fuori. Una volta uccisa si dileguano usando la via di uscita alta del parco che c'è proprio oltre la chiesetta abbandonata. Ecco come sono andati i fatti. A me non interessa della somma che aveva Lilly, ma di certo non era di poco conto per far interessare soggetti come quelli in questione. I suoi killer han le ore contate. Gli inquirenti altro non fanno adesso che mettere insieme le due cose: gli aggressori professionisti killer ed il terzo soggetto della prossimità familiare che aveva libero accesso alla casa. Si tratta di qualcuno con grande fretta, che entra usando le chiavi originali, verso le 10:30 inoltrate, rimette in borsa delle mappe e i documenti. Lilly non usciva senza, riesce dalla casa prendendo i codici, forse anche dello spago, finanche un telo coperta. Servirà per lo staging. Qualcuno che ha libero accesso e collabora con i killer. Non pensiamo subito al marito per forza. Andiamoci cauti. A quel punto il gioco è fatto per preparare lo staging. E qui vi sorprenderò definitivamente. Chi gestisce quell'arnia usa sempre un Luigi coperto per uso accessorio e lì dentro per questo si trova resina. Capite dove hanno messo il corpo adesso? E perché c'è traccia di resina sul jeans? Solo il 4 notte, con il telo o coperta la portano via, lasciando i 2 sacchi grigi nuovi e quelli alla testa piccoli. Siamo quindi alla svolta finale. Ed mostra le transenne avanti l'accesso dell'arnia. Inoltre mostra la foto con la freccia, ove ti indico l'accesso dell'uovo coperto, ove entrando esiste il seminterrato, ove vi è presenza degli accessori a lavorazione del miele e propoli di api, ovvero la famosa resina che porta il jeans di Lilly, oltre ai sacchi. Lì è tenuto il corpo per prendere tempo. Nel frattempo altri entravano in casa. Nel frattempo erano portati via i codici. Probabilmente non sono potuti arrivare alle somme, o forse sì, questo non ci risulta. Ma a gennaio decidono di far ritrovare il corpo, forse per questo non è andata, ed allora si inscena il suicidio. Il movente economico, lo staging a che pro, per interrompere le indagini verso i terzi. L'indagine doveva finire a Trieste e non uscire. Vedremo le indagini cosa diranno, continuate a seguirci. Ciao, belli. Avvertimento molto chiaro e diretto al coniuge di Liliana Resinovic. Il marito di Liliana, Sebastiano, ha discusso le conclusioni di una dettagliata perizia emerse di recente. Dalle analisi sembrerebbe che Liliana sia stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa, avvenuta nel dicembre del 2021, e che il suo corpo sia rimasto nel parco fino al rinvenimento, avvenuto nel gennaio dell'anno successivo. Sebastiano si sta esponendo, cercando la verità, ma sarebbe il caso che temesse un possibile arresto, indipendentemente dalla sua reale colpevolezza o innocenza. Il marito di Liliana rifiuta di sentirsi accusato, anche nel caso di ricevere un avviso di garanzia, non si preoccuperebbe, nonostante ciò che sta emergendo dalle indagini. Sebastiano ha inoltre chiesto che tutte le persone coinvolte nella vicenda di Liliana vengano ascoltate e interrogate, esprimendo il desiderio di una maggiore chiarezza. Sterpin invece solleva pesanti insinuazioni sul ruolo di Sebastiano. Secondo lui, Sebastiano avrebbe mostrato comportamenti contraddittori e, senza il sostegno economico di Liliana, si sarebbe trovato in gravi difficoltà finanziarie nonostante teoricamente disponesse di denaro. Inoltre, ha aggiunto che esisterebbe un metodo di comunicazione tra telefoni, insinuando che Sebastiano potrebbe aver intercettato conversazioni intime, viste le tante informazioni che sembra possedere. Queste affermazioni hanno provocato una reazione decisa da parte di Sebastiano, il quale ha criticato con veemenza il fatto che fosse stato dato spazio a questa persona. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.